Che bello, siamo di nuovo qui con il pubblico che impazzisce per noi. Oggi ci sono 1047 persone. Ma tu li vedi? Più IVA, guarda. guarda. A casa ce ne sono molte di bello, più a che bello. casa. A casa facciamo numeri A casa molti che è di più. impressionevole. E oggi abbiamo il piacere di avere la presenza nascosta, perché è un timido, non si vuole fare vedere, del presidente degli orticoltori di tutto il mondo, che è del Kenya, viene dal Kenya, che hanno fatto le cose, ed è il dottore professor Salvo Cormaci. Quindi un lungo viaggio ha fatto. Sì, ma ne hai sentito parlare, vero? Sì, ecco. sì. Allora, dopo ciò abbiamo salutato. Passiamo alle ricette di oggi. Sì. Oggi facciamo delle ricette particolari. Ho visto. Facciamo ingredienti diversi. Facciamo le zuppe. E facciamo una zuppa di pesce e una zuppa di fagioli. Di fagioli. Nomi che si chiamano i fagioli all'uccelletto. Ok. Si chiamano proprio così. E la zuppa di pesce a batteria. La zuppa di pesce, che c'entra a batteria? Questa è a batteria. Ma che c'entra a batteria? Che pesce abbiamo messo? Desire, polpo, calamari, seppie, gamberoni. Questa è a batteria. Cosa manca a questi pesci rispetto agli altri pesci? No, questa no. Cioè, manca le spine? No, ragazzi, me ne vado, basta. Vabbè, se mancano le spine è a batteria. Ora, perché se ne va? Mancano le spine, deve funzionare a batteria. Dai, Desire, vieni, dai. No, ragazzi. Era bella, però. Non hai sentito la gente a casa come rideva, l'applauso del pubblico qua? Non era bella, dai, allora, ragazzi. il presidente Cormaci si è alzato all'impiedi con il telefonino e faceva così. Ma tu ne pensi la notte queste Non lo so. Allora, passiamo subito a preparare la bella zuppetta del pesce. La zuppa di pesce, dai. Prendiamo questa pentola e la andiamo ad accendere. Tu metterai il solito filino d'olio. Puoi mettere il filo d'olio, io non lo mette nessuno. Questa cipolla già pulita. E vado. Guarda che professionalità, guarda. Brava. A fare questi pezzi grossolani, come tu vedi, così. E metto in padella. Qui, nella pentola, nella casseruola, chiamala come vuoi. Poi. Ti senti esperto, no? Perché? Questo taglio così veloce. Vorresti fare una gara? Lascia stare. Ti senti importante così. È un altro mestiere. Vedi, guarda, vedi. Guarda, e guardo te, guarda. Come si e guardo te. Guarda, anche io ce la faccio. Sì. Poi la vado a tagliare grossolanamente, non deve essere fine. E la mettiamo qui dentro pure. E voilà. Poi mi dai dell'aglio? Certo, eccolo. Grazie, madame. L'ho già pulito, ho levato la pellicina e vado a tagliare quest'aglio. Levo la punta. Come fa? Anche io ce la faccio. Ce la faccio anch'io. Che bleghe. E andiamo così. Facciamo questo e via. Questo lo leviamo. Quindi cipollaio e sedano? Cipollaio e sedano. E un po' d'olio. Andiamo in cottura così. E l'olio che ce lo sta facendo. Senti, ma la zuppa di pesce, tipo il caciucco, come si chiama? No, quello, non è caciucco questo. Questa è una zuppa di pesce, diciamo, con tutti i pesci senza spine. E andiamo a fare che cosa? È vero. Quello invece non ha. Mi dai quel tagliere? Altri tipi di pesce. Che tagliere vuoi? Questo me lo presti? Me lo presti? Sì. Andiamo a tagliare così. Allora, calamaro così ad anelli. Questi sono i ciuffetti dei calamari. Ok. E andiamo a tagliare anche questi così. Questo lo tagliamo a metà così. Poi la seppia che abbiamo già precedentemente tagliato a listarelle così. Prendiamo il polpo che l'abbiamo un po' spellato e pulito, lo tagliamo a metà così e utilizzeremo solo i tentacoli, la testa non la useremo. Andiamo a usare e mettiamo come primo proprio il polpo. La zuppa di pesce a batteria, sto pensando, ragazzi. Il polpo perché è quello che ha una cottura maggiore. Manca la spina. Esatto. Capito? Ora, mia cara, dovresti prendere, c'è una caraffa, me la riempi di acqua. Abbiamo messo il polpo, mi aggiungi un poco d'acqua. E che stai facendo? Li stai facendo abbrustolire praticamente, mi aggiungi un poco d'acqua. La reazione di Maillard, la famosissima reazione di Maillard. Poi mettiamo questo. Sai che sono andata a cercare Maillard, è bellina, avevi i baffi, era un personaggio, sembra lo zio Gianni Maillard, te l'ho detto una volta. Un amico, tra l'altro, un amico. Come vedi non sto mettendo i gamberoni. Ok, quelli dopo. I gamberoni li andiamo a mettere proprio a fine cottura. Alla fine. Va bene?
Ecco, ecco, cominciamo a fare cuocere. A questo punto mettiamo del sale. Certo. Andiamo così di sale. Così di sale. Vedi? Prendiamo un po' di prezzemolo. Andiamo a tritare questo prezzemolo così. Come lo fai tu, è vero? Prezzemolo lo so fare così. Lo so, lo so. E andiamo alla via così, come dicono i marinai. Facciamo andare. A questo punto a me piace farlo. Sentire un certo profumo. A me piace farlo a secco. Se mi dai un cucchiaio te ne ringrazio. Io prima di mettere il liquido faccio sì e metto un po' di concentrato. Allora, così. seguiamo i passaggi: olio, cipolla, sedano, aglio. Abbiamo messo i nostri molluschi. Prima il polpo, dopo un bel po' si mette il calamaro. Noi per esigenze le mettiamo tutte perché non ci arriviamo. Ok. È giusto? E come questi vedete, li abbiamo messo, conservati per la fine. Sì, i calamari, il gamberone alla fine, sì, che sono mazzancolle. Però se trovate i gamberoni di mazzana, È quello che vi meglio? piace, Gamberoni? quello che vi Vabbè, piace. quello che trovate. A questo punto cosa si va a fare? E che ne so, l'acqua? Brava! Ancora? Certe volte mi meraviglia. Devi alzare la fiamma se devi mettere l'acqua. Già siamo... Niente. Lo sanno tutti, quando si Sono aggiunge il fiero, liquido bisogna sono alzare la fiero, fiamma. sono Guarda, fiero. guarda. Sono fiero di Vedi? te, vai. Vai, 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 vai. Metto vai. ancora? Sì, 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 ti dico io basta, ti dico io basta. Ok. E abbiamo creato questa zuppa che andremo a coprire. Certo. E qui, per fare una zuppa, anche se il calamaro, il polpo non si fa cuocere molto, ma in questo caso invece lo facciamo cuocere. Che si fa? Deve diventare proprio una bella zuppettina. Bella, quindi quanto Va cuoce bene. più o meno? Ma almeno un'oretta a fuoco basso. Un'oretta se a ne deve fuoco andare. basso col suo bel sughetto. E lo lasciamo andare. E lo lasciamo andare. Possiamo togliere questo. Questi si mettono alla fine, alla abbiamo fine, detto, sì, giusto? come infatti Ecco. questo pensavo di non trovarlo più, che dico magari l'avrà tolto. Ma che c'è? La magia di non trovarlo certo, più? c'è Cos'è? la Poteri magia. paranormali qua? Sì, sì, sì. Quello che lasci trovi, se non sei E a ordinato. questo punto diciamo che la cottura è andata avanti, Sì. d'accordo? E a quel punto noi li aggiungiamo, voi li aggiungete dopo come se già avesse fatto una cottura di una cinquantina di minuti. Ok. Per cui prendiamo i gamberoni Eccoli qua. e li andiamo a mettere E dentro. li aggiungiamo? Sì, poi anche scavolare. Mi piace, il fatto della pinza. Che si classe, sente un ragazzi, chirurgo. che eleganza, che classe. Sì, Guarda, cose di pazzo. guarda. Guarda che chic con la Cose pinza, di guarda, pazzo. guarda che sicurezza. Ma proprio incredibile, Eh? mamma mia. Ecco qua. Ecco qua. E lasciamo cucinare, come dicevo, come se fossero passati 50 minuti e cose, ma lei intanto va avanti. Va avanti. E noi di qui alla fine della trasmissione possiamo dire che è pronto. Allora, ricapitoliamo, cosa abbiamo Sì. fatto? Abbiamo fatto un soffritto di sedano, carota e aglio. Ok. Va bene? Filo d'olio. L'abbiamo fatto via. soffriggere. I pesci che abbiamo usato sono dei cefalopodi, abbiamo usato polpo, abbiamo usato seppia, abbiamo usato il calamaro e abbiamo usato i gamberoni. I gamberoni. Che possono essere mazzancolle, che possono essere gamberoni rossi di Mazzara. Ci sono dei gamberoni di Torino che sono buonissimi, non so se li hai mai mangiati. No, come si chiamano? Perché a Torino c'è un mare, a Torino c'è Perché non il può mare. essere Dico gamberoni? i gamberoni di Torino e lei come sono? Non c'è Che ne so, glieli portano magari, che ne so. che bello. Cioè, già. vabbè. E cosa facciamo? Dopo che abbiamo fatto il soffritto, primo a entrare deve essere il polpo, perché è di più lunga cottura. Per cui lo mettiamo, lo facciamo stare 10 minuti, un quarto d'ora, così. Ok. Poi aggiungiamo il calamaro, poi aggiungiamo la seppia e infine il gamberoni. gambero, che deve essere quello che deve rimanere più morbido. Prima di mettere il liquido andiamo a mettere il concentrato di pomodoro. Ok. Dopodiché riapriamo di nuovo, mi dai del sale e andiamo a salare, così, e andiamo anche a mettere un filo d'olio. Un filo ora d'olio, in metti su, cottura. così? Sì, così, Ok. perfetto. E lo lasciamo andare. Nel frattempo che lui se ne va Dove va? A a Torino? cucinarsi, adesso parliamo di consigli per i consigli, ma dato che lei
è veramente una poliglotta che parla Sì, tutte vero. le lingue. Mi dici consigli per i consigli in sanscrito? No, tu lo No, dici. in sanscrito me lo devi È dire tu. sanscrito, che ne È sanscrito una ne so lingua. io, come si No, dice. No, non è un'espressione. Ma che ne Sanscrito so? è una lingua. E non- Allora me lo dici in ugandese. No, allora potrei tradurre il giapponese, che lo parlo Allora, bene e lo vabbè. parli anche tu. Allora vai in giapponese. Dillo tu, io lo traduco. Ah, lo traduci tu? Vai. Non so. Ci vediamo tra poco. Ancora Adesso è il momento dei consigli per i consigli. non l'avevo detto. Non l'hai detto. No, non l'avevo detto. L'hai detto, era quello. Consigli per i Era consigli. Fukio. No, consigli per i consigli era. A Ora, tra poco. consigli per i consigli non l'avevo detto. Non lo conosce già preso perché io non l'avevo detto. Vi giuro che non l'avevo Che detto. scemo. Siamo di nuovo qua. In Tornati. compagnia dei nostri spettatori. Sì. Mi permette che cambio la data di pentola? Certo. Perché ora andiamo a preparare i fagioli all'uccelletto. All'uccelletto. E allora? Perché all'uccelletto? La pentola. Eccola qua. Scusa, dov'è l'uccelletto? Aspetta, non mi chiede perché si chiamano l'uccelletto perché non lo so. Non lo sai? No. Vabbè. Allora, diciamo, ce la inventiamo la storia, va bene? Perché si chiamano fagioli all'uccelletto? Perché c'era un giorno in un bosco un fagiolo che camminava. E cammina, che ti cammina, Sì. affaccia un uccelletto. Esatto, sì, potrebbe Capito? essere. Affaccia un uccelletto. E un fagiolo va, dice all'altro, stai attento, c'è l'uccelletto, va bene, io ci vado. E andò dall'uccelletto e così lo chiamarono fagiolo all'uccelletto. Ma perché te l'ho chiesto io, mi chiedo? Aspetta, lo Cioè, dico. dico, va. E allora? Cioè, non puoi dire semplicemente non lo so. No. No, ma è Inventiamo bello. una storia. Inventiamo Vabbè. una storia. Mi dai un coltello, mon amore? Sì, Questo di qua mi piace moltissimo. E andiamo. Il sedano nei legumi l'ha fatta Guarda. padrone, eh? Vuoi farlo un poco tu? Tieni questo, ti do questo, aspetta, facciamo una gara, aspetta. no, però mi serve il tagliere a me, che gara. Facciamo, mettiti qua, guarda qua. Mi devi dare il mio Via, spazio. via. Va bene, sto venendo. Mi sono andato Ho a prendere finito! un caffè. Hai finito? Dove sei stato? Io a prendere un caffè. Sei spiritoso, a prendere un caffè è stato. Dai, però vuoi mettere? Dai, scherzi. Mi metti dell'olio, Madonna? Lo sai che Madonna prima era il termine usato per indicare le signore? Madonna si diceva. Sapevi? Sì, me l'hai raccontato una volta, me ne hai già parlato. Te ne parletti? Sì. Allora, Andiamo via quindi così, fagioli cipolla. all'uccelletto, ma è una ricetta tipica Sì, di sì, che tipica. zona? Ma i fagioli all'uccelletto sono tipiche delle zone degli alberi, del cielo, perché essendo che gli uccelletti volano. Dei boschi. Dei boschi, capito? Un giorno ti racconterò una favola. Va bene. Tu la conosci la favola di Pollicino? Ma ho dei vaghi ricordi. Un giorno te la racconterò io. Va bene. Allora, senti, che stai E facendo? ho messo questo. Un La soffrittino? particolarità è che andremo a mettere abbondante salvia, che è un aroma che di solito nei legumi non si usa, e un pochino di aglio. Di aglio. Non molto stavolta. Facciamo delle fettine piccole piccole, così guarda. Visto? Tutte uguali, sono cose da pazzi. Che come fare? Sai che mi bruciano un po' gli occhi con questa cipolla? La cipolla sì. Andiamo a tagliare la Salvia. salvia e mettiamo dentro. Ora devi sentire, appena sarà il momento, sentirai un profumo che non ne hai l'idea. Senti. È vero, è la salvia, bellissimo. Salvia, Sprigiona, sì. sprigiona. Sì, è sprigionativa la salvia. Sprigiona. Prendiamo dei fagioli cannellini che abbiamo precedentemente Bollito. e li assaggi, ma uno, due, no, tutte. Ecco, li abbiamo precedentemente Buoni, bolliti. manca il sale. Certo, lo dobbiamo mettere così e andiamo a fare questa operazione.
Quindi così, soffritto, vai a brillantare i fagioli, quindi. Ormai, signori, con i termini ormai niente. Superiore. E poi mi preparo una cosa che ti farò vedere, che è una cosa che non molti fanno e non molti sanno. Sto tagliando della cipolla, vedi? E la sto tagliando così. Quel pezzettino di aglio che mi era rimasto me ne prendo Un altre pezzetto. 2 o 3 fettine e le lascio qui. E poi ti farò vedere cosa faremo con questo composto di qua. Cedro il rosmarino e me lo dai. Eccolo qua. Qua intanto sta andando avanti. Cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo far sì che il fagiolo senza acqua Sì? ci ceda un po' del suo amido, Ok. capito? E lo lasciamo senza acqua, però facendo attenzione a non bruciarlo, giusto? A non bruciarlo. Esatto. Questo composto rimane qua così. Dici, ma Quindi tu cipolla e rosmarino cosa dopo? farà con questo composto? Aspettiamo che ci cede l'amido, ragazzi, dobbiamo aspettare. Ma che fai, glielo chiedi? E guarda che facciamo. No, ecco, se lo muovi così non ce lo Non ce cede. lo cede, no. Devi far sì che faccia una cosa. E intanto guarda che ho fatto. Ho messo questo in un tegamino. Dici, ma che serve? E te lo faccio vedere. Vediamo. A questo punto aggiungiamo il pomodoro. Il pomodoro. Allora, se per caso abbiamo della salsa già pronta a casa, la possiamo usare. benissimo. Se non ce l'abbiamo, sarà più Non la lunga la usiamo. cottura. No, sarà più lunga la cottura. sarà più lunga la Poi deve cottura. cucinare niente. Andiamo a prendere. Ecco qua, guarda, vedi? Lo sta dando Vedi, l'amido, guarda questa posa che fa, vedi? Guarda il fondo di cottura, guardate. Guarda. No, guarda. Aspetta. Guardate qua. Lo vedi? Vedete che Guarda, c'è il faglielo fondo? vedere. Brava. Guarda, brava. aspetta che lo cerco, guarda, è No, qua. l'hai trovato. Qua. Brava. Ok. Guarda E qua. allora, mentre stiamo facendo questa operazione, Sì. gentilmente, Che devo mi fa un fare? recap della prima ricetta, la interroga. La prima Sì, addirittura. interrogo. La prima e qual era la prima? La faccia, la dica. Qual era la prima? Che abbiamo fatto? La zuppa a batteria. Ah, la zuppa quella, batteria, la zuppa a batteria, ragazzi, una ricetta veramente scioccante. Abbiamo Va usato bene, non la sa. i molluschi. Ah, ok, aspetta. Era quella che abbiamo fatto Sì, il guarda, sedano, la guarda. cipolla. Bravo. Dicevo, a questo punto che abbiamo sì. fatto questa bella... Vabbè, comunque la guardate a fine puntata, c'è scritto Esatto. tutto, oppure ve l'andate a cercare Guarda. su Sicilia Play. Non è che io mi posso ricordare adesso tutte Guarda. le ricette. Guarda. Questa siccome è già salsa cotta, perché a noi i tempi ci penaliano, Certo. giusto? E andiamo a fare il cuocere. Perché facciamo tutto noi. Esattamente. Soprattutto Esattamente. Questo io me lo sposto nell'altra io. Postazione. postazione. Perché me lo sposto nell'altra postazione? Ora ti dirò perché. Perché qui andremo a fare qualcosa che accompagnerà... Il polipo. Brava, l'hai detto. Eh? E prendiamo questa padella, la mettiamo qui, che non accompagnerà il polipo, accompagnerà la zuppa. La zuppa, certo. Mentre questo sta cucinando, ancora, guarda che è diventato bello, guarda che bello il fagiolo. Che poi quello quanto cucina adesso così? Perché i fagioli erano già bolliti, I giusto? fagioli già bolliti, se abbiamo la salsa pronta gli diamo 10 minuti di cottura a fuoco basso. Quindi il tempo di amalgamare un po' tutto, diciamo, no? E di calmarare. Prendiamo questi del crostini, pane raffermo. sempre pane raffermo, rigorosamente raffermo, e lo andiamo a scaldare nella penthouse in this way. Ti ricordi che abbiamo fatto un composto di Sì, cipolla, aglio cipolla, aglio e rosmarino? rosmarino, che adesso vedremo a che cosa ci servirà esattamente. Te lo Non faccio l'abbiamo vedere. ancora visto. Questo così lo scaldi senza mettere nulla? No, nulla. Deve Nulla. diventare brustolito. A questo punto, guarda cosa facciamo. Prendiamo non del parmigiano, non della grana, diamo un cucchiaio. Cos'è questo? Caciocavallo grattugiato. Bello, quindi bello saporito. Caciocavallo che ci dà Allora, un questi bel- li hai fatti a brustolire così senza Brustolino, io lo niente. faccio così, E caciocavallo così. così, E salti in padella. e saltiamo in padella. Meraviglioso, eh?
E questi per la zuppa di pesce, giusto? No, per i fagioli. Ah, per i fagioli. Vabbè, non è che ci stanno male lì, eh. No. Ora occorre un po' di olio. A questo punto serve l'olio Guarda, per due motivi. ecco. Una spruzzatina qua e questo. E un po' là. Allora, la puntata delle zuppe, giusto? Esatto. Una zuppa di pesce e una zuppa di Una fagioli. zuppa di pesce a batteria, non te lo A dimenticare. batteria, ragazzi, il pesce senza spine, a batteria. Vabbè. Certo. E questo lo andiamo a mettere qui. Quindi Questo lo togliamo. I fagioli continuano la loro cottura. i fagioli continuano la loro mettiamo cottura e con questo che Questo è fai? già pronto. Ora ti faccio vedere. Questo, guarda. Questo abbiamo detto che ci chiede una ventina di Guarda com'è minuti di diventato, cottura? Sì. Guarda che odore. Eh sì. La sai la pasta con questo sughetto? Eh. Ma che te lo dico a fare? E allora? E allora? A che ci serve questo? Ti faccio vedere. Facciamo una cosa. Nel frattempo sistemiamo e passiamo all'assaggio. Dai, ci Dai, sono. ci servono due piatti a cappello di Cappello del Parrino. prete. Va bene. Eccoli. Iniziamo l'assaggio, spegniamo tutto a questo punto. Abbiamo fatto soffriggere quella Cipolla, rosmarino e aglio abbiamo rosmarino e detto, aglio. giusto? Esatto. E facciamo così, guarda. Adesso te lo regalo, lo puoi dare nel Ecco. lavandino, nel lavandino. Allora, fagioli, che la particolarità, posso dire, sarà sicuramente la salvia Brava. che E hai anche messo. e quest'ultimo tocchettino che stiamo dando così. guarda. Ah, questa è proprio la ricetta, si mette questo... Questa è una cosa che faccio io, per molti non fa. E quindi questo va a dare un aroma ancora Un po' di maggiore, pepe, giusto? Un po' di pepe, grazie. Eccolo qua. Vai così. Questa è quasi una zuppa gourmet, posso dire? No? Diciamo di sì, dai. Aspetta. Aspetta. Gourmet però per me. Guarda. Non ti distrarre che poi mi telefoni come si fa sta cosa. E voilà. E questo è il primo piatto. Passiamo al secondo piatto. Posso usare questa posata tanto. E andiamo, guarda. Mi dai la pizza per favore? La pizza. Certo. Eccola qua. E ti metto, guarda. Un gamberone. Calamari. Il polpo. Qua così. La seppia. Così. Ti do un altro gamberone. che Dai, dici? metti un altro gamberone. Metti un altro calamaro, che ci sta un bene, altro un altro calamaro. calamaro e un altro gamberone. Aspetta che cerchiamo il gamberone. Ecco qua. Quello. Quello là, anche quello là, guarda. Basta questo, basta. Quello là, ce n'è uno là. No, Basta così. vabbè. E irroriamo questo buon pesce con un po' di brodo, per cui questo lo assaggerai tagliandolo con un coltello e il cucchiaio, perché lo devi prendere con il brodo. Ma che cos'è questo sughetto quasi Va bene? meraviglioso, Passiamo all'assaggio. Io inizierei Zuppe dai di livello, fagioli. devo dire oggi. Io Iniziamo inizierei dai fagioli. dai fagioli, con la forchetta questi? No, col cucchiaio. Cucchiaio? Prendi un pezzetto di pane, prendi l'olio. Ecco questo contrasto del caciocavallo, lo senti? Eh? Rosmarino. La salvia. È buonissimo. Vabbè. Cioè, pensavo fossero così i Lo soliti tolgo, se fagioli, no non invece ce ne no. andiamo più. E andiamo a questo assaggio qua. Ti prendi un coltello e un cucchiaio. Perfetto. Tagliati un pezzetto di polpo. No, prima tagliati un pezzetto. Ascoltami. Faccio insieme, Vabbè, guarda. sì, devi mangiarli insieme. Diverse consistenze. Ecco. Fatto.
Allora, un po' di brodino. Certo. E andiamo giù alla via così. Un po' caldo secondo A me. te, no, no, sì, per questo te lo sto dicendo, vai. Caldo. Allora? E alla via così. Signori, ci si vede alla prossima. Bacetti per tutti. Le zuppe. Il pesce in zuppa, un calamaro grosso, una seppia grossa, un polpo medio, 6 mazzancolle, un cucchiaino di concentrato di pomodoro fumetto di pesce, fatto con carote, cipolle sedano e scarto dei gamberi, fagioli all'uccelletto con crostini di pane fritto, 500 g di fagioli cannellini, una cipolla, una costa di sedano, 4 foglie di salvia, 50 g di parmigiano o caciocavallo grattugiato.